Ha avuto luogo sabato scorso presso il porto di Porto Empedocle un sit-in Fermare la guerra e il migranticidio, che ha avuto come fine quello di promuovere buone pratiche di accoglienza dei migranti e perché ci sia la pace. L'iniziativa si è inquadrata nella carovana che sino al prossimo 3 ottobre percorrerà la Sicilia fermandosi in vari punti, appuntamento partecipato che ha visto anche la presenza di persone provenienti dalla Spagna, apriendo fronteras da Berlino e impegnate in Val di Susa all'alternarsi di vari interventi. Di particolare rilievo la citazione delle parole di Papa Francesco: siamo chiamati ad avere il massimo rispetto della dignità di ogni migrante e ciò significa accompagnare e governare nel miglior modo possibile i flussi, costruendo ponti e non muri, nonché il ricordo della tragedia avvenuta a Lampedusa il 3 ottobre del 2013, in cui persero la vita ben 368 persone. Localmente l'iniziativa è stata promossa dai laici comboniani di Agrigento con l'adesione di varie sigle antirazziste.